territorio devastato, un territorio da decenni ormai lasciato per così dire in balia di se stesso, e io la dico anche a mo' di provocazione, il sindaco qui l'abbiamo visto solo quando ha diffuso le mascherine durante il periodo della pandemia, non si è più vista nessuna figura istituzionale di rilievo illustrare e soprattutto informare ciò che stanno subendo i cittadini di questo territorio. Da anni si parla di riconversione ecologica, di riqualificazione ambientale, eccetera, invece continuano ad essere proposti progetti che riguardano impianti estremamente pericolosi e nocivi, come quali sono gli inceneritori, classificati proprio dalla normativa come industrie insalubri di prima classe. Da Malcontenta gli esponenti del coordinamento No Inceneritore Fusina hanno annunciato le iniziative di sabato prossimo che vedranno il coinvolgimento della cittadinanza. Sarà proprio una giornata in cui gli abitanti di Malcontenta potranno esprimersi, potranno votare, e ci sarà poi nel pomeriggio tutta una serie di iniziative informative eccetera, e anche una biciclettata che di fatto sarà un corteo in bicicletta. L'appello arriva anche dai giovani di Friday for Future. Noi siamo giovani, vorremmo riuscire a vivere in questa città, a vivere in questo territorio, non vorremmo essere costretti a migrare come già molte persone fanno, perché non riescono più a vivere nella città dove abitano, nel territorio dove nascono. Sicuramente non siamo disposti a farlo per il profitto di poche persone, per il profitto del nostro sindaco, per il profitto di Eni, per il profitto di Veritas.